Un percorso istituzionale che per la prima volta lega alta istruzione tecnica, formazione scientifico-tecnologica universitaria e mondo del lavoro per favorire l'occupazione giovanile qualificata. Questo il nuovo sistema creato da Università e Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Udine, con la condivisione del sistema delle imprese del territorio. Obiettivo comune è l'immissione rapida sul mercato del lavoro di tecnici e futuri ingegneri, formati in collaborazione con il sistema industriale. Il circuito virtuoso si è completato con il riconoscimento da parte dell'Ateneo di 51 crediti formativi ai giovani che, terminato il biennio post-diploma di alta formazione presso l'Istituto Tecnico Superiore Malignani, si iscriveranno ad ingegneria meccanica. La Fondazione ITS è inoltre impegnata nella definizione di un progetto che permetterà ai corsisti di sostenere ulteriori esami liberi universitari per ottenere crediti fino ad un massimo di 96 su 120. Rettore De Toni, l'Università di Udine è la prima in Italia a riconoscere dei crediti formativi per l'iscrizione al corso di laurea triennale in ingegneria meccanica. Questo riconoscimento avvia sicuramente un circuito virtuoso a favore dei futuri laureati. All'interno del network istruzione tecnica, università e tessuto industriale, quali vantaggi si prospettano per l'Ateneo Friulano? Allora, il primo vantaggio è per i ragazzi, i quali hanno un'opportunità in più, e cioè possono scegliere il percorso dell'istruzione tecnica superiore e poi alla fine del biennio vedere riconosciuti 96 crediti su 120, quindi più di un anno e mezzo su due, e quindi per loro è una grossa opportunità. Per quanto riguarda l'università, noi abbiamo due vantaggi. Il primo è che possiamo ospitare dei ragazzi che si avviano alla laurea triennale in ingegneria, e il secondo è che noi con questo accordo con l'ITS Malignani apriamo un progetto pilota nazionale con il quale ancora una volta facciamo da apripista, e quindi sul piano della reputazione nostra aumenta ancora. La filiera istituzionale tra istruzione tecnica, università e tessuto industriale è stata presentata dal rettore dell'Ateneo Friulano, Alberto Felice De Toni, dal presidente e dalla direttrice della Fondazione ITS, Gianpietro Benedetti ed Ester Iannis, dalla vicepresidente di Confindustria Udine, Marina Pittini, dal delegato dell'Ateneo per le imprese, Marco Sortino, e dal dirigente scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani, Andrea Carletti.